far conoscere l'associazione, vogliamo far vedere soprattutto alle famiglie dei bambini che noi vorremmo aiutare, dei bambini o amputati o comunque portatori di protesi, che fare sport è divertente e noi vorremmo che questi ragazzini giocassero con noi, facessero sport con noi, perché abbiamo visto che attraverso lo sport effettivamente si può anche riprendere a giocare, a divertirsi, a uscire di casa. Quindi questo è il motivo per il quale noi vogliamo farci vedere, farci conoscere e far vedere che effettivamente si può fare anche giochi come sarà quest'anno, però effettivamente lo scopo è far divertire questi ragazzi. Parliamo della festa nello specifico. Abbiamo voluto coinvolgere maggiormente la gente. L'anno scorso la gente è stata fuori, ha guardato chi giocava a calcio, il livello appunto era quello che era. Quest'anno invece vogliamo far giocare tante persone. Abbiamo voluto riesumare, chiamiamolo così, giochi senza frontiere, perché comunque tutti qua abbiamo vissuto gli anni di giochi senza frontiere, sappiamo tutti quanto erano divertenti, quanto erano coinvolgenti, quanto erano appassionanti da vedere. Lo sono anche da dentro, quindi lo scopo di questi giochi sarà far divertire le persone in campo e far divertire le persone fuori. Giochi senza barriere, è molto facile, l'unione tra giochi senza frontiere è il nostro scopo. Noi abbiamo poi Bebe in casa che vive ormai quotidianamente i problemi delle barriere architettoniche, barriere che non sono solo architettoniche, sono anche di ghettizzazione, sono anche di problemi che nascono nei confronti dei disabili, non solo esterni, anche interni, anche dentro le famiglie, quindi spesso sono anche i genitori che hanno i loro bei problemini, quindi cerchiamo di aiutarli. Ci saranno 3 giochi, erano partiti con l'idea di farne 4, perché purtroppo i tempi tecnici non ci permetteranno di farne 4, quindi ne faremo 3. Saranno giochi molto semplici, non so se vogliamo già raccontare, ma sì, raccontare. Avevamo detto li terremo nascosti fino all'ultimo, ma tanto ormai le voci sono trapelate, le spie che abbiamo in casa, la nostra figlia stessa l'ha raccontato a tutti, quindi a questo punto è inutile tenere i segreti. Quindi le persone, 6 giocatori per squadra, saranno attaccati alle stecche e dovranno muoversi tutti insieme, quindi come si muove la stecca, tutti i giocatori di quella fila dovranno seguire. Avendolo già provato, mi assicuro che il divertimento sarà notevole e non so, ripeto, se più da fuori o più da dentro. Un tennis giocato con delle racchette speciali, delle padelle o dei coperchi di pentola, quindi tecnicamente anche lì sarà molto carino da vedere. Il terzo gioco invece sarà una staffetta. Acqua, terra, fuoco, ci saranno varie cose, non fuoco vero sia chiaro, abbiamo fatto tutto in grande sicurezza. Quindi questi giochi, questa festa è ovviamente la seconda che facciamo. L'anno scorso ci fu una grande partecipazione, un grande appoggio da parte di tutti, a partire dalle amministrazioni, addirittura le avevamo in campo, quindi Azzolini, Gradi, codice interno in campo, quindi c'è stato un grande appoggio, provincia e regione anche ci hanno appoggiati. Oggi abbiamo qua Speranzone che è l'assessore allo sport. Ci saranno i ragazzi dell'associazione che verranno a giocare, che li divideremo nelle varie squadre, le squadre saranno 8, unite più o meno a delle società sportive, quindi le più grosse, le più importanti, le più numerose di Mogliano saranno presenti, squadre che saranno belle numerose perché avremo mediamente 40-50 persone per squadra, mezzi bambini, mezzi adulti, quindi si presuppone una presenza in campo tra le 400 e le 500 persone. Una cosa abbastanza importante anche a livello visivo, penso che sia una cosa molto carina. I giochi saranno fatti su campi gonfiabili che sono molto colorati, quindi anche la vista che offrirà il campo dalle tribune immagino che sarà molto molto divertente, affascinante. Un regolamento è stato fatto estremamente preciso, che abbiamo dato a tutte quante le squadre,
terremo tantissimo all'ordine, al famoso fair play di cui si parla tanto, che l'altro giorno nella riunione che abbiamo fatto con le società sportive abbiamo molto sottolineato il fatto che non tollereremo nessun tipo di discussione, problemi, arrabbiature, nessuno. Agonismo va benissimo, il primo che alza i toni di voce viene mandato via immediatamente. L'ho detto molto chiaramente alla società sportiva, cioè non accetteremo nessun tipo di intransigenza in campo. Chi farà cose un minimo di fuori dell'educazione, dell'umanità e tutto, verrà immediatamente allontanato. E questo ci tengo a ribadirlo e lo ribadirò il giorno prima della gara, il giorno della gara, perché veramente non faremo deroghe, non faremo sconti a nessuno. Come i giochi veri avremo ovviamente un conduttore, l'anno scorso ci fu Moreno Morello che fu molto bravo e pulito nel gestire la giornata, quest'anno avremo uno altrettanto bravo secondo me che è Claudio Lippi. Claudio Lippi che fu uno dei conduttori degli ultimi giochi senza frontiere veri. Claudio, che ha aderito, devo dire, con grande entusiasmo, mi ha chiesto i due giudici. Quella volta avevamo Pancaldo e Olivieri, oggi non sono più molto in forma, anzi sicuramente deceduto un anno fa. Ne abbiamo scelti altri due su sua espressa richiesta. Li ha voluti giovani, belli, sportivi e al di sopra delle parti. La scelta è ricaduta su Ciro Ferrara, calciatore di una correttezza esemplare, e Francesca Porcellato, altra sportiva, che purtroppo lavorando, facendo sport paralimpico non è molto conosciuta ai più. Molto spesso quando parlo di Francesca molti mi chiedono ma chi è, cosa fa, eccetera. Lo sport paralimpico è ancora un pochino indietro a livello conoscenza. Per la cronaca, Francesca, arrivando a Londra, cosa che ormai è già qualificata, quindi ci arriva, è l'atleta italiana con più Olimpiadi di sempre, ma no, la Coppa verrà rimessa in gioco come mondiali, come insomma cose ben più importanti delle nostre. Dopo 3 eventuali vittorie dei giochi, la Coppa rimarrà alla squadra che ha vinto per 3 volte i giochi, così. Diciamo che con questo, voglio dire, vorremmo creare un ciclo, vorremmo cominciare a creare dei giochi che si ripetano ogni anno. Qui davanti a me vedete le maglie che verranno date alle squadre, quindi sono 8 colori di maglie, ognuno avrà il suo colore. Abbiamo già scelto i colori che verranno abbinati ad ogni società, ad ogni squadra, quindi anche qui, anche a livello visivo, si presenterà sicuramente molto carina. Offcar è un'azienda di Padova che produce carrozzine, sponsor tecnico della nostra associazione, che ci procurerà le carrozzine perché nella staffetta alcuni tratti verranno fatti in sedia a rotelle. Generali che ci forniranno l'assicurazione per tutti quanti i giocatori in campo, sono tanti, è molto cara, quindi Generali ci sponsorizza in questo senso qua. Il gruppo Save perché ci ha dato una serie di buoni importanti, da pare 100 euro l'uno, da poter regalare al pubblico, quindi faremo insomma una sorta di, poi vedremo in che forma, una sorta di estrazione col pubblico, insomma verranno regalati alcuni di questi buoni che ci hanno fornito loro. Vi ringrazio per l'invito, saluto la città, arriverà anche il sindaco, credo poi. Qui credo ci sia un esempio di grande coesione sociale da come è stata presentata l'iniziativa, perché c'è l'associazione che si è messa come centralità e come proposta finalizzata a sensibilizzare non solo la comunità moglianese ma una comunità diffusa per dare le migliori opportunità di crescita a questi ragazzi e a queste persone che hanno menomazioni gravi. Però qui c'è una coesione nella partecipazione, io ho visto dagli sponsor a tutte le associazioni sportive di Mogliano, perché dall'elenco che ho visto c'è la Mogliano Sportiva, 26. Che dimostra una grande cultura anche sportiva nella partecipazione. E mi complimento con voi per questa idea, questa felice intuizione, giochi senza barriere, riprendendo la formula senza frontiere. Senza barriere anche perché va collegato all'abbattimento delle barriere culturali, che ancora come luoghi comuni e pregiudizi ci sono per e verso le persone con disabilità. E quindi credo che tutti noi come istituzioni e come associazioni dobbiamo cercare di evidenziare questo per dare le migliori opportunità di crescita ai ragazzi anche nella personalità.
Lo sport ha questa grande leva, che è una leva motivazionale, una leva di autostima, di sviluppo di personalità, che vale per i normodotati e vale ancora di più per chi ha una situazione familiare che parlavamo a convegni in passato quando ero assessore alle politiche sociali, la stigmate della disabilità, tenere o restare in famiglia chiusi, il problema di far uscire i ragazzi e farli socializzare, farli crescere con le migliori opportunità e quindi il valore della partecipazione, i valori dello sport sono fondamentali per creare questi stimoli e crescere l'autostima. L'autostima è una grande cosa che serve a tutti e serve soprattutto a loro per evidenziare le loro grandi capacità motivazionali, le diverse intelligenze che possono esprimere anche nel gesto sportivo e atletico. Quindi avere Alvise De Vidi, la Porcellato, prego loro due, maschile e femminile, nel movimento paraolimpico così di eccellenza, perché anche Alvise ha fatto un percorso, qui avete la Porcellato che verrà, quindi sono due grandi simboli, due modelli positivi da portare ai nostri ragazzi e far partecipare un numero di persone così importante qui a Mogliano e poi avere anche, auspichiamo, un effetto mediatico verso l'associazione che si è impegnata fortemente insieme ad altre associazioni che si muovono in coordinamento provinciale, nella nostra provincia ha una grande cultura per far crescere i ragazzi nel diritto di cittadinanza in tutte le forme di partecipazione.